Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, mercoledì 7 dicembre. Questa mattina abbiamo postato un breve video esprimendo un certo rammarico perché qualche minus abens si è fregato le piantine che avevano messo gli amici di Amico Giardiniere sulle fioriere che ci sono sulla passerella in ferro che permette il passaggio dei disabili delle mamme carrozzine sul Canal Vena. Nei vari commenti appunto di disappunto c'era anche chi protestava per le fioriere. Allora, purtroppo le fioriere se non sono state messe perché altrimenti c'è gente che con la moto fa le gincane sul ponte. Questa è un po' la verità. Ci sono già tanti in bicicletta, alcuni a mio avviso diciamo si può avere una certa, diciamo, non dico occhio di riguardo, ma così direi compassione perché sono persone a volte sono anziani che fanno fatica a deambulare, quindi usano la bicicletta, però stanno un po' attenti. E ci sono tanti ragazzi invece con la bicicletta elettrica che passano, non solo ragazzi, anche adulti che potrebbero fare il giro. Ecco, la stessa cosa è successo sul ponte dei Saloni, il ciclo pedonale, che anche lì ci sono le barriere che purtroppo sono di disagio per i disabili, ma se non sono state messe, allora ero consigliere comunale e mi sono imposto per farle mettere perché purtroppo c'erano dei mentecatti che uno in particolare tra l'altro che con la moto scorazzavano sopra il ponte, anche dando moto anche di grossa cilindrata tra l'altro, quindi per forza di cose si è dovuto fare questo passaggio qua. Come nelle alcune calli ci sono le barriere purtroppo e so che tanti invocano le telecamere, ma di fatto non è che anche se c'è la telecamera poi non lo farebbero con la barriera, quindi ci dispiace per gli amici disabili, qualcuno è anche intervenuto, comunque diciamo dà un po' fastidio, ma si può passare lo stesso in pratica, questo è un po', quindi ovviamente tutti quanti liberi di avere la propria idea e opinione, però di fatto se non ci fossero le fioriere sarebbe il caos. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. Tema di riflessione anche per il consigliere regionale Dolfin, il Bragozzo del museo, tema riportato alla luce dopo le considerazioni della collega Baldin, che chiama a intervenire la Regione Veneto per attrarre, a suo dire del consigliere, visibilità mediatica e aiuto economico. Dolfin ricorda che una minima manutenzione al Bragozzo veniva fatta da un addetto che apriva le vele e faceva il possibile per tenere al meglio l'imbarcazione storica. Mandato in pensione questo, è mancata la seppur minima manutenzione, tantomeno quella importante, portando lo storico battello in squero per un rimessaggio per quanto sarebbe stato necessario. Dolfin parla di morte annunciata dovuta all'incuria e alla mancanza di attenzione verso il Bragozzo Contarini, ricordando che nel 2016, giunta del Movimento 5 Stelle, consigliera Baldini in regione, si era chiesto un intervento mai arrivato sia per il Bragozzo che per la barca da pizzo. Fu una vera e propria mancanza di volontà, secondo il consigliere, da parte di chi avrebbe dovuto preservare il patrimonio storico per il quale erano state spese alcune migliaia di euro. Unico intervento seguito all'affondamento il ricovero in squero al Buon Castello, abbandonando il Bragozzo al suo destino. Ora, tra il saldo della spesa per il ricovero, 15.000 euro, e il recupero del Bragozzo, se possibile, servono 300.000 euro, economia difficile da recuperare dal bilancio comunale. Secondo Dolfin ci sono responsabilità enormi di chi doveva vigilare, attenzionare, intervenire prima e non dopo, visto che il legno della barca ora non è nemmeno più buono per fare fuoco.
Dolfin riferisce che l'amministrazione comunale sta cercando di valutare di recuperare, se fattibile, e Bragozzo in un qualche modo, perché nessuno vuole perdere tali importanti tradizioni, ma non si può non essere realisti viste le problematiche e le situazioni di disagio che vive la città. Vincere aiuta a vincere, dice il motto, e anche se cambia la competizione c'è l'opportunità di prendersi una rivincita dopo la sconfitta di solamente 4 giorni prima in campionato. Si gioca infatti in Coppa Italia dilettanti nel terzo turno contro la Dolomiti Bellunesi, affrontata sabato in campionato in una partita dove è maturata la terza sconfitta in 4 gare, sicuramente il punto più complicato della gestione Andreucci. Cambia anche lo stadio, si gioca allo Zugni Tauro di Feltre e non al Polisportivo di Belluno, sempre alle 14:30 in una partita in cui si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Percorso netto fino a questo momento per i Granata che hanno superato Campodarsego e Legnago, ma pur essendo passato un mese dalla vittoria sui veronesi, veramente sembra essere passata almeno una stagione. Ultime settimane veramente difficili anche per l'ambiente Union che deve necessariamente provare a rialzare la china dopo le sconfitte contro Bolzano e Dolomiti, quasi fisiologiche come code sulle polemiche relative all'ormai celebre partita contro il Tor Viscosa. Eppure la classifica dice che la vetta dista solamente 2 punti, insomma niente compromesso, e una vittoria in Coppa Italia potrebbe essere il giusto slancio per un dicembre importante con altre 3 partite da giocare, di cui 2 tra le mura amiche del Ballarin. Intanto è arrivato il primo rinforzo dal mercato, l'esterno di centrocampo Tognoni, arrivato dal Lumezzane, che ha già esordito in maniera sicuramente interessante nella partita di sabato a Belluno. La sinistra italiana, circolo di Cavarzere Cona, è certa che si sia di fronte a un impoverimento delle realtà di Cavarzere Cona e che sia necessario affrontare le questioni che dovrebbero rilanciare il territorio. 3 gli argomenti su cui focalizzare l'attenzione a partire dalla fusione delle 2 realtà, un processo per il quale serve la massima trasparenza, informazione e partecipazione. Lo studio che è stato svolto a riguardo, secondo il circolo, deve poter essere visionato ed essere quindi pubblicato sull'albo pretorio comunale. Altro tema clou, i servizi sociosanitari. Entro il 2026 sarà realizzata all'interno della cittadella sociosanitaria la nuova casa delle comunità di Cavarzere. Con i fondi previsti dal PNRR e i 3 milioni di euro introitati dalla vendita al privato degli immobili dell'ex ospedale, si potrà garantire un ampliamento dei servizi sociosanitari rivolti agli abitanti di Cona e di Cavarzere. Resta poi l'impianto di Cavenier, che nessuno sembra volere, ma che metterebbe in discussione qualsiasi ipotesi di sviluppo economico e sociale della città di Cavarzere.
Canestrelli e Capesante continuano ad essere sotto una lente di ingrandimento. Regione Veneto e ASL normano la sgusciatura dei pettinidi, canestrelli e capesante, che sia a bordo delle navi, dei pescherecci o a terra. I bivalvi, infatti, ai sensi del regolamento del 2004, devono essere puliti dentro uno stabilimento a terra FFPP o a bordo di navi officina. Nessuna imbarcazione in Italia, detta di chi è nel settore, è adibita a nave officina e non sembra esserlo nessun peschereccio, neppure tra la flotta chioggiotta. La sgusciatura dei canestrelli a bordo dei motopescherecci è un'abitudine che è stata concessa nel 2015, inserita erroneamente tra le linee guida per la lavorazione del prodotto. Dall'applicazione di questa erronea modifica è stato sottratto lavoro agli stabilimenti di lavorazione molluschi bivalvi, che di conseguenza hanno dovuto anche ridurre il personale per la diminuzione di lavoro, spostato in pratica dall'attività a terra all'attività a bordo. La stessa lavorazione ma svolta con metodologie diverse, in quanto le due attività a terra o a bordo sono sottoposte a normative differenti. Per quanto riguarda i gusci, ai pescherecci era concesso buttarli senza la necessità di rispettare particolari direttive, mentre gli stabilimenti erano sottoposti a pratiche di smaltimento. Differenti anche le norme per il confezionamento, che se realizzato negli stabilimenti a terra doveva essere realizzato in modo da impedire il gocciolamento, chiuso con materiale termoretraibile, norme che a bordo non era necessario rispettare. Dall'Europa sono state quindi diramate nuove direttive che hanno definito le linee guida del 2015 non coerenti con le precedenti. Quindi alla fine del 2021 è stato di fatto definito fuori norma sgusciare canestrelli e capesante a bordo dei motopescherecci, usanza che ormai sembra difficile da togliere. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 7 dicembre, la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio. E se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove siamo pronti per il prossimo Natale. Ciao a tutti!